Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare una storia fantasia, come tutte le altre chiaramente, in cui vi parlo di una persona che aveva scelto un percorso di furberia. Era una persona amica del vostro Marietto quando era piccolino, che è un nome fantasia chiamiamo Marchino. E chi era questo Marchino? Questo Marchino era uno come il Marietto, uno che praticamente avrebbe potuto fare come il Marietto, al massimo il cameriere nella vita. Però purtroppo un giorno è andato a parlare con un squadra e compasso e gli aveva spiegato questo Marchino che se tradiva il Marietto, lui nella vita avrebbe avuto tutta una discesa al posto che una salita, una discesa materiale. Al che questo Marchino a 13 anni sua mamma chiama una taroccatrice a casa e praticamente questa taroccatrice gli dice: senti Marchino, tu nella vita sarai una persona molto ricca e praticamente però a 40 anni morirai. Al che il Marietto, quando sente questa storia la sera, scoppia a ridere e dice: Marchino, tu morirai a 40 anni, io però morirò al minimo 85 perché me l'ha detto mio papà. Mentre dice questa cosa qui, il Marietto cade per terra e si fa un male della Madonna. Comunque questo è un altro racconto, ve lo racconterò più avanti in un'altra storia, pillola fantasia. Comunque, morale della favola, cosa succede? A 16 anni il Marchino e il Marietto si dividono perché ormai il Marchino era destinato a diventare un pezzo da 90 in una società italiana, diciamo nella più grande società italiana di auto, e lui sarebbe stato il secondo direttore informatico della seconda banca dati di questa società italiana. Questa società italiana era la numero uno in Italia e la seconda in Europa, e lui tutto in un colpo era diventato nella seconda banca dati informatica di questa società il secondo direttore, perché il primo direttore era suo fratello. Cioè praticamente era passato da fare il cameriere praticamente in 6 mesi a diventare il responsabile di questa banca dati. Chiaramente quando mi diceva questa cosa io non ci credevo, avevo 16 anni e praticamente dicevo: impossibile che il Marchino, neanche gli hanno un posto da cameriere, fa al massimo il cameriere nei periodi stagionali, figuriamoci se viene assunto come responsabile della seconda banca dati di una multinazionale. Però la storia era così. Cosa succede? Dopo un po' di tempo il Marchino comincia a far carriera, comincia a essere un pezzo sempre più da 90, importante, e incontra ogni tanto il vostro Marietto. Però ormai lui aveva paghe stratosferiche, il vostro Marietto era sempre in cerca di un lavoro ma non lo trovava mai, e praticamente le loro strade si erano divise, il Marietto e il Marchino. E il Marchino era, sapete, sai, quelli con la puzzetta sotto il naso che pensano sempre di essere, se loro non ci sono il mondo non sta in piedi. Morale della favola, però, cosa succede? Succede che un bel giorno il Marietto incontra il Marchino e il Marchino era giù di morale, e il Marietto gli dice: ma cosa ti è successo, Marchino? Tu non sai cosa mi è successo? Ieri ho dato un ordine sbagliato, ho messo una virgola sbagliata e ho fatto un buco di 3-4 milioni. Io sto parlando di 30 anni fa. E mi ha chiamato sul direttore generale, mi ha insultato per 2 ore, me ne ha detti tutti i colori, al che il Marchino era già di famiglia benestante, al che io dico: beh, ma se sono 3-4 milioni di lire li pago io, non c'è nessun tipo di problema. E il direttore lo guarda e gli dice: ma tu forse non hai ancora capito, quelli erano 3-4 milioni di dollari. Praticamente quando mi ha detto questa cosa qui io sono sbiancato e ho detto: Marchino, ma sai cosa sono 3-4 milioni di dollari al cambio di oggi? Sono quasi dai 6, come si dice, dai 3 ai 4 miliardi di lire. Tu gli hai fatto un buco a questa società in un giorno di minimo 4 milioni di lire, perché ai tempi un dollaro era 1000 lire. Al che cosa è successo? È successo che gli ho detto: ma Marchino, ma tu sai chi sono i padroni di questa multinazionale? Questi qui sono gente che per pochi euro, poche lire
farebbero qualsiasi cosa. Tu devi pensare che in Italia, nei distributori benzina, per certe rapine, con 20.000 lire, le persone si fanno male e tu gli hai fatto un buco di 4 miliardi di lire in un giorno così. Il Marchino era spaventatissimo. Poi ci lasciamo. Infatti io avevo detto, Marchino, quelle persone lì non te lo perdoneranno mai. Passa il tempo, il Marchino mi scriveva sempre e poi a un certo punto lo rincontro ed era sempre pimpante, sempre con la puzza sotto il naso come ai vecchi tempi. Dico, ma come mai sei cambiato? Perché sono andato a parlare in quella città con quella persona importante che mi ha dato il posto di lavoro e mi ha detto che in questa città io sono come Dio in informatica, posso fare quello che voglio, però fra 20 anni mi porteranno il conto. Allora lì avremmo avuto 20 anni io e Marchino, quindi ho pensato fra 40 anni mi porteranno il conto. E dopo praticamente nella vita io e Marchino non ci siamo più visti. Ma cosa è successo? È successo che dopo 20 anni, cioè più o meno quando io ne avrei avuto 38-39, un giorno il vostro Marietto faceva l'informatico e torna il lunedì e la segretaria gli dice: guarda, venerdì ha telefonato il responsabile di una grossa banca, di una delle più grosse banche del mondo, il responsabile informatico in quella città, e ti vogliono assumere come direttore informatico e il responsabile vuole lasciare a te il lavoro. Io ho pensato, vabbè, che magari insegnando informatica sono diventato un pochino che mi conoscono, però il Marietto cosa ci va a fare in una banca? Non è il suo campo, non gli interessa il settore informatico delle banche, roba del genere. E dico, ma chi è questo tipo? E mi ha detto che si chiama Marco e che da piccolini voi eravate dei grandi amici. Io dico, ma io non conosco nessuno in banca che sia direttore di banca a livello informatico nel settore nel CED di una banca e che possa essere così potente, ma sicuramente si è sbagliato. Passa un po' di tempo e mi arriva una telefonata e chi è al telefono? Era il Marchino. Era il Marchino che voleva lasciare a tutti i costi il suo posto di lavoro e lasciarlo a me. Io dico, no, guarda Marco, lascia stare, io sto bene dove sono, il Marietto sta bene dove è, guadagnerà un terzo del tuo stipendio, però io sto bene, no, io prendo un po' il mio posto, poi è arrivata in ufficio sua mamma, sua sorella, ti diamo tutto quello che vuoi, ma perché questo? Perché gli stava arrivando il conto di questo gruppo che l'aveva sponsorizzato e quindi gli avevano promesso che dopo 20 anni avrebbe dovuto pagare il debito. E purtroppo dopo un po', dopo qualche mese la cosa è finita lì, loro non mi hanno più voluto ingaggiare per prendere il suo posto e dopo qualche mese il vostro Marietto all'ultima pagina che ti trova il Marchino e lui ha pagato il suo debito. Allora, questo è un racconto di fantasia, come al solito sapete che il Marietto le racconta grosse e le spara grosse, ma l'ho fatto più che altro per dirvi che alcune volte alcuni posti di lavoro non è che se ti danno 10 poi finisce lì, tutto ha un prezzo. E in certi posti far scalate troppo in fretta, poi come alcuni che lavorano in banca finiscono giù dalla finestra. Il Marchino invece gliela è andata via meglio, l'hanno passato come uno che fosse morto di diabete. E alla fine se n'è andato. Comunque questa è una storia fantasia, il vostro Marietto sapete che le racconta grosse come delle campane, non dovete credere a niente, ma così ve l'ho voluta regalare. Grazie cari amici e alla prossima. E se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegarda Marietto Veneziano, ci farebbe piacere se vi uniste voi, oppure venirci a trovare nei gruppi di Facebook o Telegram. Grazie amici e alla prossima.